Cosa dici, Paolino? No comment. No comment. Oggi no comment, ragazzi. È freddo, è ancora freddo, ma ci abbiamo provato, vediamo se almeno una o due ne esce oggi, ma la vedo un po' dura. Ciao a tutti ragazzi, oggi aspettando tempi migliori perché sono uscito questa mattina, ma è ancora troppo presto, per le nostre amiche seppie, quindi stiamo parlando di edging. Quindi oggi niente, volevo farvi vedere come costruire due tipi di finali per andare a seppie, cioè i due tipi di finali che uso io di solito. Quindi oggi ragazzi iniziamo con un finale il più semplice e più usato qua a Venezia praticamente. Quindi stiamo parlando di una pesca a scaroccio con la barca, quindi alla deriva, e niente, adesso vi faccio vedere il tipo di finale, insomma. Eccoci qua ragazzi, quindi allora iniziamo con il primo finale, la prima lenza. Quindi cosa vi serve? Allora vi serve uno snap, un moschettone, ok, un aggancio per i piombi, ok, tipo quelli da carp fishing. Io uso questi perché sono comodissimi, e una pallina di quelle che benissimo conoscete tutti, che andrà praticamente nel finale qua, perché non vada a toccare il moschettone. Quindi prendiamo un pezzo di lenza, ok, io uso un finale da 33, praticamente 33 40. Io uso finali grossi perché comunque la seppia non sta là a guardare il filo come i pesci tipo l'orata e tutti gli altri, insomma. Quindi diciamo che non è schizzinosa la seppia, ok. Quindi passiamo, cosa facciamo? Ripeto, filo da 33, lo passo dentro lo snap, ok, prendo il capo, faccio questo lavoretto qui, prendo i due capi, stringo qui e giro lo snap e faccio 5-6 giri, ok. Prendo l'inizio del filo del capo, lo passo dentro l'asola, lo tiro e il nodo è fatto, ok. Semplicissimo nodo che conoscono tutti, che si chiama clinch, ok. Tagliamo l'eccedenza, ok. Ecco, questa parte finale la tengo lungo a quanto? Io di solito la tengo sugli 80 centimetri l'asola praticamente, ok. Tagliate anche qui l'eccedenza. Ecco ragazzi, questo è il primo finale, insomma, ok. Ok, quindi adesso cosa prendete? Prendete il filo della vostra canna, ok, eccolo qui, il filo madre, iniziate, il cappuccetto del gancio dove andrà il piombo, lo passate dentro all'altro, ok, in questo modo, vedete, e qui pallina e il nostro mitico moschettone, ok. Qui lo solito, sempre anche qui potete fare il clinch come il palomar, come nodo. Io faccio il clinch perché comunque non stiamo andando a pesci importanti, quindi stiamo andando a una semplici seppie, quindi facciamo
le nostre 5-6 spire. Ok, lo passiamo dentro all'asola come prima e tiriamo il capo. Ecco, praticamente qui andiamo ad attaccare il nostro finale che avevamo fatto in precedenza. Quindi prendiamo la nostra asola, apriamo il nostro moschettone, lo agganciamo e chiudiamo. Ecco, praticamente questa è la montatura, diciamo. Quindi qui va il nostro piombo inganciato. Aspetta che prendo un piombo e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, lo infiliamo qui, mettiamo il suo cappuccio e si chiude. Ok, vedete bene. Cosa serve la pallina? La pallina serviva il discorso che va in sicurezza, che non va a battere, va a incastrarsi il moschettone dentro al nostro aggancio di piombo praticamente. Quindi fa questo lavoro qua. Ok, così il finale lungo, nostro finale lungo, dove c'è il nostro snap. Ok, ecco, questo è il primo finale, semplicissimo come vedete. E niente, praticamente qui adesso prendo il primo artificiale che trovo per farvi vedere un po' il tutto. Questo è un artificiale i vecchi primi anni che andavo a pescare, che non lo uso mai comunque, ragazzi. Comunque funziona anche questo. Ecco, questo è il tutto, vedete qua va agganciato, quindi questo resta libero, il nostro artificiale resta libero a lavorare col finale lungo 80 cm come dicevo, moschettone, pallina e piombo. Ok, ecco, questa è la prima legatura, diciamo, questa è la prima lenza tipica che usano qui a Venezia da noi, insomma. Adesso vediamo la seconda. Quindi vi serve un piombo, un solito snap, due moschettoni, ok, da totanare, e un moschettone girevole, ok, quindi che si muova così. Ora iniziamo con lo snap, facciamo il nostro solito nodo clinch, ok, per essere veloci, se no potete fare anche il Palomar che è molto più resistente, però diciamo che questo per questa pesca va più che bene. Quindi lo passate, ve l'avete già visto prima, lo passate dentro l'asoletta che si è formata vicino allo snap e tirate il capo. Ok, ecco, questa è la prima legatura. Quindi andiamo a prendere il nostro moschettone, lo infiliamo solito come prima dentro, andiamo alla distanza di più o meno 40 cm, dopo a vostra scelta ragazzi, in base anche ai fondali che voi avete. Comunque io resto 40 e 40 cm, lego l'altro. Ok, quindi facciamo lo stesso anche qui, asola, il dropper loop. Ok, asola così, prendiamo i due capi e li giriamo su se stessi facendo 5-6 giri massimo. Ok, quindi allarghiamo il nostro fili intrecciati su se stessi, prendiamo il nostro moschettone, lo infiliamo per dentro. Ok, ripeto, esce questo lavoretto qua. Quindi con la calma prendete, tirate. Ok, sempre con calma ragazzi, ci vuole un po' di pazienza e tirate. Logicamente io adesso non bagno il filo perché non è un bel vedere, però ecco, questo dovete sempre bagnare il filo, specialmente se è in fluorocarbo.
e questo è l'altro dropper loop. Ok, quindi abbiamo fatto il nostro finale praticamente. Io metto due moschettoni dove andranno a attaccarsi i nostri artificiali. Adesso io prendo questo, vi faccio vedere questo perché è grande, comunque è comodo. Andranno i nostri artificiali da calamaro, ok, o se no questi qua degli artificiali edging piccolini con poco peso logicamente, ok, e lo infiliamo qui. Ok, ok, questo è il nostro lavoretto praticamente. Ci allontaniamo di altri 60 centimetri più o meno e facciamo la nostra asola finale. Quindi prendiamo il nostro capo, facciamo la nostra asoletta e facciamo così, vedete, ok, quindi prendiamo dito all'interno, prendiamo e passiamo 2 volte, classico nodo che sa fare chiunque se mi riesce. Ok, quindi 1, 2 nodi e 2, bagniamo il filo che io non faccio ora e tiriamo, e poi questo è il finale, tagliamo l'eccedenza. Ecco, questo finale io lo chiamo finale a bandiera, ovviamente sarebbe il finale per andare a calamari. Ok, quindi noi attacchiamo alla fine il nostro piombo, quindi fa questo lavoro, quindi stiamo pescando a bandiera, si dice. Quindi nostro piombo e il nostro moschettone, ok, qui i nostri due pesciolini, i nostri due edging, come volete chiamarli, e li attaccati alla lenza madre tramite il moschettone che andrà agganciato qui, ok, e qui inizierà il filo, la lenza madre, ok. Uso questi due tipi di metodi di pesca, quindi uno a bandiera e uno come vedrete nel video a scarroccio con 4-5 canne, dopo in base a quante persone siamo in barca, ok, e lo spazio che c'è logicamente. Quindi 4-5 canne a scarroccio e uno a bandiera con questo metodo che avete visto adesso. Questo a bandiera perché lo uso? Lo uso perché metti caso che si stacca la seppia a metà d'acqua, ok, nella risalita o comunque sotto barca nel momento del inguadinamento della nostra seppia, e con l'altra canna, essendo che la seppia va giù dritta, è facile che vada a mangiare sui nostri due artificiali a bandiera. È per questo che io uso la canna a bandiera, ok, perché questa è una chicchetta, chiamatela come volete, che ho visto che negli anni mi è utile, se no andavano perse le seppie, ok, che si sganciavano sotto barca. Più delle volte vanno ad attaccare i nostri due artificiali a bandiera. Spero che questo video vi sia stato utile, interessante, e spero al più presto di andare in pesca e farvi vedere qualche cattura. Ripeto, questa mattina sono andato, ma l'acqua è ancora fredda, è tutto troppo freddo ancora, le seppie devono ancora arrivare e ci vuole un altro po' di calma. Comunque dai ragazzi, un saluto, se il video vi è piaciuto mettete un like e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale.
Ciao ragazzi.